Giornata a tutti con l'informazione su Media News Europe. In apertura in primo piano la politica con l'annunciata tenuta del governo e il sostegno confermato da Matteo Salvini nei confronti di Luigi Di Maio. Una boccata d'ossigeno alimentata a Palazzo Chigi per il leader del Movimento 5 Stelle in difficoltà dopo le elezioni regionali in Abruzzo e Sardegna. Un pacchetto d'emergenza che prevede lo slittamento alla Camera della legittima difesa, un'accelerazione per la legge che istituisce la Commissione sulle banche e in più il via libera del decreto che dovrà assicurare un celere rimborso per i clienti truffati dagli istituti di credito. E quanto emerge dal vertice di governo che ieri pomeriggio ha tenuto impegnati il premier Giuseppe Conte, i vice Luigi Di Maio, Matteo Salvini e il ministro dell'economia Giovanni Tria. Così sarebbe pronta la bozza del decreto che assicura l'indennizzo al 30% degli azionisti e al 95% degli obbligazionisti subordinato fino a 100.000 euro. La priorità però sarà assicurata a chi ha un ISEE inferiore a 35.000 euro.